sarebbe stato giusto che fosse la sua presenza. Secondo me, se io fossi Turetta sarei stata presente, nonostante tutto, però ognuno la pensa a modo suo. Carla Gatto è la nonna di Giulia Cecchettin, presente in aula all'apertura del processo per il femminicidio della nipote. Dovrebbe metterci la faccia, dice, riferendosi all'assenza di Filippo Turetta alla prima udienza, ma nonna Carla non commenta oltre la scelta della difesa. Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto, tanto, tanto. È quasi un anno che è successo, 8 mesi circa, no? Per noi è 8 mesi di atroce dolore, ce l'abbiamo là. Ecco, la nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto, insomma, c'è. Un dolore immenso, sempre composto, pacato, quella della famiglia di Giulia Cecchettin, con la nonna che ricorda con dolcezza la nipote e la sua gioia, la sua allegria. Era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene molte volte non paga. Chiede giustizia alla famiglia di Giulia, ma su quale sia la pena davvero giusta per il suo assassino. Nonna Carla non si esprime. Io non sono un giudice e non intendo giudicare nessuno. Un messaggio a Filippo Turetta, se potesse dirgli qualcosa, nonna Carla, cosa gli direbbe? Non me la sento. Penso se ha un po' di coscienza, parlerà la sua coscienza.